È una delle battaglie di questa amministrazione il contrasto al fenomeno della droga. Vicenza città antidegrado. È questa la crociata del sindaco. E si comincia proprio dalla lotta alla droga con un'ordinanza ad hoc. Sì, noi siamo intervenuti con un'ordinanza che condanna al pagamento di una sanzione amministrativa in un minimo di 400 euro chi consuma droga in luoghi aperti al pubblico o luoghi comunque pubblici. Questo per contrastare il fenomeno del degrado. A Campomarzio, outlet veneto della droga, il sindaco va avanti con il suo progetto di una sede distaccata della polizia locale, una riconquista simbolica del parco della città per riportarlo a essere terra di legalità dove c'è posto per le forze dell'ordine e per i cittadini onesti, non per gli spacciatori. Noi stiamo cercando di rifunzionalizzare e restituire Campomarzio ai vicentini, questo quartiere verde, questo polmone verde importante della città che deve essere prima di tutto sicuro e quindi lavorando in questa direzione abbiamo deciso di individuare la sede distaccata della polizia locale in Campomarzio che è un presidio di sicurezza. Sicurezza a Campomarzio, ma non solo, anche sugli altri parchi c'è l'occhio vigile delle forze dell'ordine, un occhio elettronico. Sì, stiamo lavorando su tutti i parchi cittadini con la polizia locale, naturalmente attraverso la videosorveglianza, attraverso le autocivette, attraverso anche i vigili che girano con le loro pattuglie antidegrado per attenzionare quelle situazioni di degrado e devo dire con soddisfazione che siamo riusciti anche a sequestrare importanti dosi di sostanze stupefacenti. Ma c'è un'altra partita nella lotta al degrado, quella contro l'accattonaggio. Noi abbiamo ascoltato i cittadini e i commercianti e abbiamo cercato di attivare una serie di azioni per contrastare questo fenomeno dell'accattonaggio. Abbiamo applicato delle modifiche del regolamento importanti, dove è previsto anche il sequestro delle somme che sono il frutto provento dell'accattonaggio. Sono azioni mirate cui si dedica la polizia locale con anche risultati importanti. È chiaro che non possiamo usare il pugno duro, non lo abbiamo mai usato, ma bisogna usare le regole, quindi le leggi, il rispetto delle regole e su questo non faremo passi indietro. Nessun passo indietro, ma il futuro è ancora da scrivere e Francesco Rucco lancia un appello al Parlamento. È un appello al Parlamento affinché possano darci finalmente più poteri come sindaci per poter intervenire in maniera efficace perché ce lo chiedono i cittadini. Senza armi o con armi spuntate è difficile dare risposte concrete.